supportato dal secondo arbitro Chiara Fabrin. Numero 10 Tommaso Mazzonna, numero 12 Marco Melato, numero 15 Samuele Cavasin e chiude il libero con il numero 16 Marco De Bernardi. Termina il servizio di Treviso, appunto, quindi alla Colombo. Spinetta.
In funzione di gioco. Termina l'attacco del Volley Treviso, Colombo avanti 15-6 e arriva una doppia sostituzione per gli Oro Granata. Con il numero 6 esce Riccardo Paggiola, con il numero 5 entra Daniel Ardelan. Con un applauso, con il numero 3 esce Francesco Bianchi e con un applauso entra Giulio Damiano della Libera con il numero 9. Colombo avanti 16-6. Diagonale al segno. Andiamo per l'attacco dal centro. Assegnando Lorenzo Iacchi. Ancora vincente Colombo. Ancora a segno Line out. Sfrutta le mani, conquista il punto. Colombo Volley Genova.
alla diagonale di Fazio. Non passa questa volta la battuta. Spingere e far ballare la fresca, poi vincere e dominare la festa, la mia dici. Conquista il punto. Genova. Infrazione a rete del Colombo Volley Genova, punto quindi a Volley Treviso. Infrazione a rete, oro granata, punto quindi alla Colombo. Sostituzione Volley Treviso con il numero 1 esce Stefano Ardizon, con il numero 2 entra Riccardo Balladore. Punto quindi ancora Volley Treviso. E arriva quindi il set point Colombo. Ancora segno a Treviso. Genova 25 a 14.
assegna Iacari. Termina la palla, ricordiamo che la gara è trasmessa in diretta sul canale YouTube di Volley Treviso, quindi canale YouTube, gara in diretta. Non passa la battuta del Colombo leggero. Assegna Iacari. Diagonale
Subito cambio palla per il Colombo. Ambition. Trova il punto Iacari e va al servizio. Non passa il calcolo del Colombo e quindi primo vantaggio di Treviso. Pallonetto a segno
e ancora Vincent. Pallonetto a terra.
punto numero 23 per Colombo.
Grazie alla Presidente Laura Canestiato e proseguirei con la premiazione effettuata da Enrico Mangio, consigliere di Volley Treviso, chiamando la squadra posizionata nella posizione numero 22. Facciamo un applauso alla Old Wild West Urban Volley.
complimenti alla Eagles Metal World e chiederei a Romeo Girardi, presidente del Guagliano, di restare per premiare la squadra numero 14. Facciamo un applauso per la Consar Ravenna.
Allora, sarò velocissimo. Intanto grazie ai miei colleghi allenatori di avermi portato qua, grazie a voi ragazzi di averci regalato un sacco di sorrisi. Questo torneo è nato perché... Che schifo. Questo torneo è nato perché mancava una manifestazione che vi rendesse giustizia alla vostra categoria, una finale nazionale. Speriamo di essere stati ascoltati e che l'anno prossimo riusciate a giocarla. Comunque la nostra intenzione è quella di non farlo morire, questo torneo, e di farlo diventare magari uno 0-14. Grazie a tutti e buona estate. Grazie a Simone per il suo saluto, ma soprattutto per il suo impegno per la realizzazione di questo torneo. E chiamerei quindi il presidente regionale Michele De Conti e la presidente del comitato 3-1 Laura Calestiato per premiare la squadra classificata nello gradino più basso del podio. Facciamo però un applauso ai Leoni Avezzano!
trofeo S3 a Caule nei giorni scorsi.